Si è tenuto a Loreggia l'incontro pubblico per parlare di sicurezza idrogeologica organizzato dal consigliere regionale Maurizio Conte, ex assessore all'ambiente. Tra il pubblico molti amministratori del campo Sampierese e i referenti di zona della protezione civile. È stata l'occasione giusta per fare il punto della situazione a 6 anni dall'alluvione. Osservato speciale il Muson dei Sassi. Preoccupa lo stop alla cassa di espansione da 1 milione di metri cubi nel comune di Fonte, bloccata da 2 anni a causa di ricorsi sulla gara d'appalto. Altra opera in attesa di realizzazione è il bypass nella località Torre dei Burri a San Giorgio delle Pertiche. Si aspetta l'avvio delle procedure per il bando di gara. Serve appunto intervenire sia con le opere strutturali, il bypass lungo il Musone in zona di San Giorgio delle Pertiche è fondamentale per ridurre il franco di piena, serve anche la manutenzione, quello sfalcio, quella manutenzione soprattutto di ripristino degli argini è fondamentale, servono risorse e la Regione deve darle come priorità. Conte torna a chiedere con forza un'accelerata sul progetto di legge su Veneto Ambiente, società che diventerebbe il braccio operativo della Regione per la gestione del suolo e la sicurezza idraulica. Nelle prossime settimane partiranno anche importanti lavori anche in questo comune, nel comune di Loreggia, con la sistemazione di un lungo tratto di argine ammalorato e frutto di quella relazione che ha identificato quali sono le criticità. Non serve fermarsi qui, ma bisogna rimettere in sicurezza tutto il territorio.